Buongiorno bellissimi! Oggi ci siamo riposati un po' di più del solito, siamo ripartiti solo alle 9:30, anche perché eravamo in un posto veramente tranquillo e isolato, quindi abbiamo potuto tardare un po'. E adesso stiamo andando in direzione di Bayonne, che dovremo raggiungere in più o meno 2 orette. Ciao! La pioggia ci ha sorpresi così all'improvviso. Ecco, ci siamo messi gli impermeabili. Ma allora! Cioè ogni volta è così, E per metterceli senza lavarci siamo andati sotto un albero e ci siamo tutti urticati le gambe. Ore 11 e siamo arrivati a Bayona. Finalmente! Sì! Qui dove hanno inventato la baionetta. Siamo a Bayonne, ma ancora distanti dal centro. Ci sono circa 3-4 km ancora da fare e faremo probabilmente una tappa in un negozio di alimentari. Ok, è mezzogiorno, abbiamo camminato ancora un po' sulla riva del fiume, sulla ciclabile. La pioggia è un po' aumentata, ma comunque niente di sgradevole. E adesso siamo arrivati alla piccola Bayonne, la Petite Bayonne. Dovrebbe esserci un negozio ed è tutto molto carino. Cosa? Università! Questo è un'università. Sembra Una prigione. E abbiamo anche trovato un posticino perfetto dove fare il nostro picnic con direi una ottima vista. Buon appetito! Buon appetito. Ore 2:15, continuiamo la nostra strada verso Biarritz e pensavamo di fermarci in un ostello, ma è scomparsa la possibilità di prenotarlo sul sito che utilizzavo, quindi speriamo di trovare qualcosa o magari un ostello per pellegrini. Intanto andiamo là, perché essendo in una zona molto turistica e comunque molto urbana, sarà difficilissimo trovare un posto per la tenda. Sono le 3, abbiamo abbandonato Bayonne e adesso facciamo un salto alla Decathlon per vedere se troviamo delle scarpe buone per Marta, che quelle che ha lei sono delle semplici scarpe da ginnastica che ha da un sacco di tempo, non sono assolutamente impermeabili, infatti ora sono zuppe e diciamo che iniziano ad essere un po' scomode e sono lisce sotto, quindi saranno sicuramente pericolose in montagna. Come ti senti? Com'è l'upgrade? No, è bellissimo. Mi sento bene. Ma sembra che i miei piedi sono giganteschi, no? Ma lo sono. Ehi!
Sì! Cioè, rendiamoci conto che ha fatto gli ultimi 700 km con queste. Un mito. Sono le 5, siamo appena ripartiti e abbiamo già deciso di fare un'altra pausa perché proprio di fronte abbiamo visto un McDonald's e si dà il caso che le mie powerbank siano quasi completamente scariche, dato che abbiamo avuto giorni di pioggia e nuvolo. E dato che confidavo sul fatto che stasera avremmo dormito probabilmente a Biarritz in un ostello, ma che a quanto pare non è possibile, allora ci fermeremo qua un pochettino e dopo andremo a cercare un angolo dove mettere la tenda. Eccola là. Oggi siamo proprio stanchetti, sarà per via del fatto che c'è stata la pioggia, abbiamo camminato sotto l'acqua, ci sono state variazioni di pressione, di temperatura, però sono le 5 e siamo già veramente spossati. Allora, non mi piace dire sempre cose negative sul McDonald's, però sono dell'idea che il cibo non è salutare. Però effettivamente è molto comodo il fatto che ci siano sempre prese di corrente e molto spesso anche il wifi, quindi devo dire che in situazioni come queste fa comodo fare una tappa lì. Adesso la power bank è al 65%, il telefono all'85%, quindi possiamo andare avanti ancora 2 giorni. Adesso proseguiamo in direzione non di Biarritz, perché non potendo alloggiare lì abbiamo visto che sarebbe impossibile trovare un posto dove mettere la tenda, per cui continueremo in direzione di San Sebastián, Hendaye, Irun e quindi seguendo il cammino, cercando una zona verde. Abbiamo visto che c'è un laghetto poco distante da qua, vediamo se lì attorno troviamo qualcosa. Ma non sembra male. Abbiamo un posto. Ore 8:30. La tenda è già piazzata, siamo tranquilli perché qua sicuramente non diamo fastidio assolutamente a nessuno e quindi anche stanotte si dorme tranquilli. Noi ci vediamo domani e abbiamo visto che mancano solo 27 km alla Spagna, quindi o domani o più probabilmente dopodomani ci arriviamo. Ciao bellissimi. Buongiorno bellissimi, giorno 97. Anche oggi siamo stati fortunati col tempo perché siamo riusciti a svegliarci e a smontare la tenda senza lavarci. Abbiamo avuto giusto il tempo di fare tutto e di uscire da quel boschetto prima che si mettesse a piovere. E quindi top, spettacolo. Adesso proseguiamo in direzione del confine con la Spagna che raggiungeremo domani. Ma oggi dovremo visitare un'altra cittadina molto carina, purtroppo sempre col grigio. Ore 11, siamo arrivati sul lago Murisco. È giusto? Sì. E seguiremo un pezzo di questa pista ciclabile sul lago e in direzione della spiaggia. Oggi vediamo il mare. È tanto, non abbiamo mai visto il mare insieme. È vero. Guarda un po'. Finalmente. Eh sì, siamo di nuovo sul cammino e stavolta questo non lo lasciamo più perché esattamente a Irun, dove arriveremo domani, si collega al Cammino del Nord che poi passerà per San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, per poi arrivare a Santiago de Compostela e infine a Finisterre. Quindi adesso possiamo dire che siamo sul cammino definitivo.
È una sensazione incredibile che dopo quasi 3 milioni di passi, partendo dalle montagne del Friuli, abbiamo raggiunto l'oceano. Non so, non saprei descriverla. E siamo solo all'inizio. C'è il mercato! Ok, è mezzogiorno e 20 e dopo un attimo di emozione abbiamo raggiunto il paesino Mezz'ora di di emozione. E dopo mezz'ora di emozione abbiamo raggiunto il paesino di Bidart, o Bidar, non so come si pronunci. E è molto carino, molto bello. Il centro ovviamente è molto piccolino, ma è veramente caratteristico. I colori bianchi e rossi, come appunto dicevamo essere quelli nella zona di Bayonne, e c'è il mercato. Interessante. Inoltre abbiamo pensato che vogliamo festeggiare l'arrivo sull'oceano e quindi mangeremo in un ristorante. Ti ispira questo? Costa troppo. Diciamo che con 1,2 kg di questa carne ci compriamo una tenda nuova. 2. E niente, un po' per i prezzi e un po' per la vista abbiamo scelto questa pizzeria. La prima pizza che mangio da quando sono uscito dall'Italia. Sono molto molto curioso, devo ammettere. Marta ha preso una romana, o almeno così si chiama qua, e io invece ho una pizzaiolo. Sono stracurioso. L'odore è buono. La mia è con prosciutto, chorizo, che è questo salame piccante, capperi e olive. E prima impressione, la pasta è sottilissima, essimissima. Marta mi dice che normalmente si mangia con forchetta e coltello qua. Il che già. Ah sì, dimenticavo l'uovo. Boh, giudizio finale direi che non era per niente male. Per essere la mia prima pizza francese le darei un 7,5. Ed era anche la seconda miglior pizza di Marta in Francia. Adesso innanzitutto andiamo in spiaggia perché vogliamo toccare il mare e la sabbia. E secondo di tutto continuiamo fino a Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, che dovrebbe essere a circa 9 km da qua, quindi in 2 ore circa dovremo raggiungerlo. Per favore. Tan 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 tan. Ore 3:10, ho fatto un bagnetto anche se sarebbe vietato qua, ma l'ho fatto veramente in acque basse. Il problema è che è una zona dove si fa tanto surf e quindi andare in acqua alta senza la tavola è un po' pericoloso perché non si sa mai che ti arrivi qualcuno addosso. E Marta mi diceva che era una zona di surf, tutta l'area di Biarritz è molto legata a questa cultura. Comunque l'acqua è fantastica, la temperatura è perfetta e la sabbia è densa e pesante e resta sul fondo, quindi l'acqua è molto limpida, bellissimo. Adesso credo che resteremo qua ancora 20 minuti, mezz'oretta, dopodiché ripartiamo perché vogliamo raggiungere la cittadina di Saint-Jean-de-Luz e poi dobbiamo anche superarla per trovare un posto dove accamparci stanotte. Ok, fine pausetta, adesso sono le 3:40, ripartiamo, vi portiamo a vedere una bellissima cittadina, almeno così ci hanno detto. Ok, quanti ti mancano? 3.
bellissimo. Come ti sembra? Caldissimo. Ore 6:30 e siamo arrivati a Saint-Jean-de-Luz, dove Saint John è rimasto deluso, anche se non capisco perché. Perché la cittadina è veramente carina. Siamo ancora nella zona residenziale, quindi un po' esterna, non abbiamo raggiunto il centro storico, ma è molto bella. Tutte le case sono in tinta, tutte bianche con i cornicioni rossi, verdi o blu. Fa un bel effetto, c'è una bella armonia. E anche il fatto che siamo sull'inizio, diciamo, dei Pirenei, anche se qua non arriveranno ad altitudini tanto alte perché siamo sulla costa, quindi molto probabilmente faremo pochi dislivelli, però comunque ci sono tante collinette, tante crestine e quindi è tutto un saliscendi e anche il panorama è su più livelli ed è veramente piacevole da vedere, molto molto bello. Ok, sono le 8:30, abbiamo fatto un primissimo giro in città e ci siamo fermati a mangiare. Adesso inizia a fare buio, ma vogliamo vedere il centro e poi andremo fuori dalla città a cercare un posto per accamparci. Mi sa che stasera sarà lunghetta. È divertente, siamo in via Gambetta e c'è Marta che sta zoppicando. Hai un problema alla gambetta? Ah. Per rincuorarvi non è nulla di grave, è solo l'umidità e i reumatismi perché lei è vecchietta. La radio la manzana, noi de pensaron por eso. Y siamo llegati de esta manera, o tener la culpa. A mí me comprenderá, a mí me desfasado. Venderei, 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 venderei. Bamboleiro y bamboleira, que me vivirá con la fe que me viene a mí. Sono le ore 10:10 e ci stiamo allontanando dalla città, ma Guarda che bello. è tutta zona residenziale. Non troviamo proprio niente dove mettere la tenda. Adesso abbiamo visto sulla mappa questa stradina che dovrebbe finire tra i campi dietro una chiesa. Proviamo. Niente, sto facendo un video. Com'è? È strano. Ore 11:10, anche oggi siamo riusciti a trovare un posticino, siamo finiti in mezzo a un bosco, però in teoria siamo sul cammino di Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, sì, ancora in francese. Quindi domani continuiamo di qua e siamo perfetti. Speriamo non piova. Unico lato negativo è che il terreno è un po' sconnesso e in discesa, però vabbè, siamo tranquilli. Noi ci vediamo domani, grazie per essere venuti con noi anche oggi. A presto. Ah, e domani si arriva in Spagna. Estamos en España. Arriba. Ándale. Me gustan las tapas. Yeah! Bonito il mezzo. Lo prendiamo? Lo adottiamo. Oh sì.